Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terremoto giudiziario in Calabria, appalti e corruzione, 16 persone indagate. Per il presidente Oliverio disposto l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore. Imponente manifestazione degli LSU-LP a Villa San Giovanni, bloccata anche l'autostrada nei pressi dello svincolo di Cosenza Nord, rabbia e tanta tensione. Nel pomeriggio la smobilitazione, la protesta si sposta a Roma. Il ministro Toninelli oggi in Calabria per una verifica delle infrastrutture, prima tappa il ponte Morandi a Catanzaro, gli impegni del governo per superare il gap infrastrutturale. Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque antistanti il porto di Schiavonea a Corigliano Rossano, indagano i carabinieri. Il Cosenza domina il Benevento ma non riesce a sfondare. Il Crotone in affanno con il Venezia agguanta il pari. In Serie C vince solo la Reggina, pareggia la Vibonese, sconfitto il Rende a Trapani. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, apriamo con il terremoto giudiziario in Calabria, 16 le persone indagate nell'ambito dell'operazione denominata Landa Desolata. Per il presidente della regione Mario Oliverio disposto l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, vediamo. La Guardia di Finanza questa mattina negli uffici della cittadella regionale, già perché l'operazione della DDA di Catanzaro, denominata Lande Desolate, coinvolge non solo il governatore Oliverio, per il quale il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il reato di abuso d'ufficio, ma anche alcuni dirigenti e dipendenti della regione Calabria, e lo spaccato che viene fuori dall'inchiesta è assai inquietante. Secondo gli inquirenti, infatti, alcuni funzionari regionali sarebbero stati totalmente asserviti ad un imprenditore, Giorgio Barbieri, 42 anni, l'unico finito in carcere e ritenuto legato alla Cosca Muto di Cetraro. Al centro delle indagini la gestione e la conduzione degli appalti per l'ammodernamento dell'aviosuperficie di Scalea e degli impianti sciistici di Lorica. E la cosa che ci ha meravigliato e quindi ci ha fatto accendere i riflettori è che a partecipare a questo bando con fondi europei è stata solo la ditta Barbieri. Quindi già abbiamo visto, per noi era un'anomalia, per noi voleva dire che c'era sicuramente un interesse di 'ndrangheta. Mentre c'era la realizzazione, l'inizio della realizzazione di queste due opere, o ancora queste due opere non erano iniziate, la ditta Barbieri, come già sapete da altre indagini fatte da questa procura distrettuale di Catanzaro, già stava realizzando l'opera più importante nel cuore di Cosenza, cioè quella di Piazza Bilotti. È importante Piazza Bilotti in questa indagine non perché è oggetto dell'indagine, ma perché ha un risvolto politico. Perché sostanzialmente la parte politica, come quella di Oliverio, e anche ci sono le intercettazioni che riguardano l'ex onorevole Adamo o l'onorevole Bruna Bossio, che hanno interesse a far rallentare i lavori di Piazza Bilotta per danneggiare l'altra parte, la parte politica avversa, cioè quella del sindaco di Cosenza. Poi alla fine, sempre nel corso delle intercettazioni, emerge che comunque anche il sindaco, l'ex sindaco di Cosenza, perché in quel momento era commissariato il comune di Cosenza, aveva interesse a che il commissario non collaudasse la piazza. Complessivamente sono 16 gli indagati, 6 sono finiti ai domiciliari, ossia Vincenzo De Caro, Gianluca Guarnaccia, Carmine Guido, Marco Trozzo, Francesco Tucci e Luigi Giuseppe Zinno. 3 indagati invece hanno avuto il divieto temporaneo di esercizio dell'attività professionale e 4 la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio. L'obbligo di dimora è stato disposto anche per l'ex sindaco di Pedace, Marco Oliverio. Per il governatore la DDA di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari, richiesta non accolta dal GIP Pietro Carè, che, come dicevamo, ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, ossia a San Giovanni in Fiore.
E dalle intercettazioni emergono le violazioni nella gestione degli appalti. Vediamo. Il problema è che io sono andato a Scalea ed è una vanda desolata, con l'erba a cazzi, cioè... Ah, quindi non è positiva la situazione in cantiere? Ma è una cosa che se ci viene un presidente dice ma chi se pazzo? Queste alcune delle conversazioni captate dagli inquirenti nel corso dell'inchiesta Lande Desolate, intercettazioni, indagini tecniche e rilevamenti aerofotografici hanno consentito di ricostruire le violazioni e le irregolarità nella gestione e conduzione degli appalti per l'ammodernamento dell'aviosuperficie di Scalea e degli impianti sciistici di Lorica. Pubblici ufficiali, anche a capo di strategici uffici della Regione Calabria, sarebbero stati a disposizione dell'imprenditore in odor di mafia e in modo consapevole e reiterato, così scrivono gli inquirenti nelle 134 pagine dell'ordinanza, avrebbero falsificato vari stati di avanzamento dei lavori, permettendo così agli imprenditori di ottenere l'erogazione di finanziamenti comunitari. Ci mette la percentuale di avanzamento al 100% e sicuro. E alla fine non è un discorso che cazzo mi succede, alla fine i lavori ci sono, capito? Deve essere qualcuno che ti va a filmare. E qualcuno che filmava c'era, ma qual era il tornaconto per i funzionari regionali coinvolti? Conseguivano anche loro dei vantaggi personali a secondo del momento in cui intervenivano, per cui noi abbiamo ad esempio verificato attraverso gli esiti delle attività di indagini che vi erano delle promesse di assunzioni, ovvero delle assunzioni di soggetti vicini ai pubblici funzionari, vi erano delle promesse per esempio di vendite di immobili a prezzi particolarmente vantaggiosi a favore del pubblico ufficiale, quindi c'erano anche degli interessi, diciamo così, immediati di carattere patrimoniale che venivano conseguiti dai pubblici ufficiali. Quello che si è determinato è appunto questa estrema collusione tra i pubblici funzionari, tra gli imprenditori, tra le figure professionali anche che svolgevano le varie funzioni di direttore dei lavori oppure di consulenti esterni della Regione nella esecuzione delle opere finanziate con le risorse della Comunità Europea e quindi sostanzialmente le risorse nostre, delle collusioni che portavano sostanzialmente come risultato quello della incompiutezza dell'opera, appunto nonostante venissero erogate somme veramente ingenti. Politica sotto shock, tante diverse le reazioni. Intanto il governatore ha annunciato lo sciopero della fame. Vediamo. Il presidente della regione Mario Oliverio non può lasciare San Giovanni in Fiore, suo comune di residenza. Il governatore, sottoposto ad obbligo di dimora nell'ambito dell'operazione Landa Desolata, ha deciso di fare lo sciopero della fame. In una nota definisce le accuse infamanti. La mia vita e il mio impegno politico istituzionale, aggiunge, sono stati sempre improntati al massimo di trasparenza. Tante le reazioni al caso che ha scosso la politica. Il presidente della commissione antimafia Nicola Morra chiede le dimissioni in tempi celeri del governatore della Calabria. Non possiamo permetterci, dice Morra, che la classe politica calabrese sia al centro di ipotesi accusatorie così gravi. Il presidente della Calabria, scrive su Facebook, dimostri senso dello Stato. A Morra fanno eco i parlamentari pentastellati che in un comunicato affermano: il governatore della regione Calabria ha tradito il suo mandato e pertanto deve dimettersi subito. Il deputato della Lega Domenico Furgiuele evidenzia che la Lega non esulta e si pone lontana a 1000 miglia dallo sciacallaggio politico. È chiaro però, conclude, che il peso del provvedimento giudiziario applicato al governatore non potrà non limitarne l'azione politica. Piena fiducia nella magistratura è espressa dal PD. Il partito di Oliverio, in un comunicato, Matteo Orfini, presidente dell'Assemblea nazionale, ed Ernesto Magorno, segretario regionale, scrivono: siamo convinti che Mario Oliverio saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, parla di giorno triste: sono sempre stato garantista e lo sono anche oggi. Certo però, se venisse confermato, sottolinea che sono stati spesi milioni di euro per danneggiare i cittadini di Cosenza e per impedirmi di concludere i lavori di Piazza Bilotti, sarebbe davvero grave, anche alla luce degli altri lavori che sono in corso a Cosenza e che dipendono dalla Regione Calabria. I parlamentari di
Forza Italia, pur restando garantisti, puntano l'indice su quella che definiscono azione inconcludente del governatore. Infine solidarietà ad Oliverio è stata espressa dal sindaco di Riace Mimmo Lucano. Inimmaginabile, ha detto, che abbia a che fare con poteri che opprimono la Calabria. E oggi in Calabria anche il ministro per le infrastrutture Toninelli, prima tappa il ponte Morandi a Catanzaro, vediamo. Il ministro Toninelli inizia da Catanzaro il suo tour calabrese per una verifica sul campo delle condizioni delle infrastrutture. Il ministro arriva nel giorno in cui la regione è scossa da un vero e proprio terremoto giudiziario, con il coinvolgimento del governatore Oliverio nell'inchiesta della DDA di Catanzaro su una serie di appalti irregolari. Il ministro risponde così alle domande dei cronisti. Sono molto preoccupato, spero che possa evidentemente chiarire. Mi viene certamente da dire che una terra così importante qual è quella della Calabria, diciamo una delle manovre economiche più importanti sia quella della legalità, perché utilizzare male o illegittimamente o illecitamente soldi pubblici significa non farli arrivare ai cittadini in termini di servizi efficienti. Poi Toninelli assicura l'impegno del governo per superare il gap infrastrutturale. Prima tappa il ponte Morandi, accompagnato dai tecnici dell'ANAS, ha effettuato un sopralluogo sull'arteria di accesso al capoluogo calabrese realizzata nel 1962 su un progetto dello stesso ingegnere del viadotto crollato a Genova il 14 agosto scorso. Oggi è in costante manutenzione, non deve essere limitato, o meglio, dobbiamo ottenere l'obiettivo di non limitare il traffico. Oggi le maestranze di ANAS e la dirigenza di ANAS del territorio della Calabria ci dice che tempo un anno e mezzo dovremmo riuscire a far tornare la viabilità anche su questo ponte ordinaria. Quindi gli impegni per le altre infrastrutture calabresi, ad iniziare dalla statale 106. I distanziamenti sono stati messi, fondamentale fare tutto in legalità, fondamentale fare tutto nel rispetto dell'ambiente. La mia presenza in Calabria è proprio quella per dire il governo è presente, la massima attenzione c'è, gli investimenti in infrastrutture stradali e ferroviarie e aggiungo anche portuali ci saranno e ci saranno anche di più. Prima l'attenzione e quindi considerazione di una regione così importante e poi ovviamente investimenti in infrastrutture, quindi faremo e visiterò molti cantieri e soprattutto chiederò a tutti gli enti preposti, in particolare alle società di Stato che io controllo ed indirizzo, di fare di più rispetto a quanto non hanno fatto fino ad oggi. E oggi è stata una giornata lunghissima e faticosa per i 4.500 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che hanno manifestato, protestato davvero con rabbia. Ci sono stati dei blocchi stradali a Villa San Giovanni e a Rende, allo svincolo autostradale di Cosenza Nord. Vediamo. Io c'ho solo questo sussidio, ho 3 figli a casa e ho una moglie che non mi lavora, che cosa dobbiamo fare? Questo non è giusto! La politica non me ne frega un cazzo, io voglio l'ambientamento che deve passare, di qua non ci muoviamo, questo è poco ma sicuro, mi volete portare dentro, è la prima volta che ci vado, non va niente, via, l'esperienza me la faccio in galera a Natale, basta, mi sono rotto le scatole! Lavoratori esasperati questa mattina allo svincolo autostradale di Cosenza Nord. In 300 hanno manifestato perché fanno parte del bacino ex LSU-LPU e attendono da settimane notizie confortanti dal governo centrale. È da piangere, ma non perché diciamo è quella cosa, perché sono 23 anni che sono qui ancora a discutere una cosa che è umiliante, è una cosa umiliante. Non mi è mai successa nella mia vita una cosa, mai mi è successo. E se oggi sono qua perché la mia famiglia ha bisogno di quel sussidio, ha bisogno di quel poco di sussidio, se lavoro solo io e me lo vogliono togliere, non è possibile, credetemi, non è il fatto, è uno sfogo personale, ma la politica no, devono essere loro a piangere, devono avere le lacrime di sangue, devono piangere loro, come sto piangendo oggi io, le lacrime di sangue devono buttare loro. Lavoro al comune di Cassano e sono un socialmente utile da 22 anni, quasi 23, non è possibile, è un contrattualizzato da 4 anni, eravamo tranquilli perché il contratto a noi ci cautelava e siamo 4 anni contrattualizzati e oggi arriviamo qua con delle sorprese da Roma che non ci sono i soldi erano storicizzati, erano quelle che noi, i 50 milioni è un diritto che ci devono dare per andare avanti e invece loro ce l'hanno negate e questa la colpa è sempre loro perché ci sono incapaci da governare, questo che dico, ci sono gente incapace, non capiscono che significa. I manifestanti avevano prima occupato
superato lo svincolo, poi scavalcando i guardrail sono entrati in autostrada, occupando entrambe le corsie e provocando il blocco del traffico. Anche la statale 107 Silana-Crotonese è stata interessata dai blocchi. Ecco i poliziotti che tentano di impedire ai manifestanti di oltrepassare il cordone di polizia. Che si è passato oggi? È già avvocata, abbiate pietà! Ma si vede una macchina? Non va niente! Meglio morti che senza loro! Meglio morti! Perché ci stanno ammazzando! I manifestanti intendono attuare una protesta di intermittenza, bloccando a tempo le carreggiate prima nord e poi sud senza provocare lo stop totale della circolazione. Il sit-in sta interessando anche gli imbarcaderi di Villa San Giovanni, con il blocco dei binari nella vicina stazione ferroviaria. Insieme ai manifestanti ci sono le sigle sindacali e i sindaci di alcuni comuni. Noi siamo contrattualizzati da 4 anni e lavoriamo da 20 anni nei comuni, siamo indispensabili. Questa è la grande verità. Oggi inizia la scissione dalla Calabria, da Cosenza, non ci muoviamo nemmeno di un millesimo, perché qui è la rivoluzione vera. Nel pomeriggio la mobilitazione e adesso la protesta si sposta a Roma. Vediamo. Nel pomeriggio, tolti i blocchi stradali allo svincolo della A2 a Cosenza Nord e a Villa San Giovanni, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità hanno smobilitato e liberato binari e strade sul fronte ferroviario. Complessivamente sono stati 18 i treni interessati dalla protesta. Per quanto riguarda l'autostrada, forti i disagi per gli automobilisti, la Calabria paralizzata e le richieste dei lavoratori ormai allo stremo rivolte al governo. Il governo del cambiamento, ma sinceramente non vedo nessun cambiamento, anzi vedo solo disperazione da parte nostra. Cioè, assurdo arrivare al 31 dicembre, siamo alle porte, e non sapere nulla di questo famoso emendamento fatto dai 5 Stelle che noi purtroppo abbiamo votato quest'anno. Quello che noi vorremmo dire anche con incisività è fare un appello anche ai comuni che facessero la loro parte, che i sindaci si sentessero, come ha fatto anche il sindaco di Aventolara, e prendere le loro responsabilità e scioperare, manifestare, dare quel contributo che risultano come i datori di lavoro di questi 4.500 lavoratori che per 22 anni hanno dato un servizio che senza i quali purtroppo i 380 comuni di cui ne fanno parte non potrebbero mandare avanti. I lavoratori stanno sulla piazza dal 16 di novembre. Non sono servite tutte le iniziative che abbiamo messo in moto, il governo è sordo. Nonostante una situazione gravissima, le parole pronunciate unitariamente da CGIL Citleguil, nessuna risposta è arrivata per i precari. Il sindacato ha deciso di spostare la protesta a Roma presso il Senato della Repubblica giovedì 20 dicembre e contemporaneamente mantenere la mobilitazione nei comuni calabresi. E oggi vi abbiamo parlato della visita del ministro Toninelli in merito all'avvertenza dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. Ha detto: porterò questa avvertenza, i problemi dei lavoratori, all'attenzione del governo. Oggi è stata anche una giornata molto diversa a Corigliano Rossano, perché c'è un mistero in porto, nelle acque antistanti il porto è stato ritrovato un cadavere, era in mare da più di 10 giorni, un uomo di pelle chiara, apparente età 50 anni, irriconoscibile. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque antistanti il porto di Schiavonè a Corigliano Rossano dalla Guardia Costiera. Da una prima ispezione il corpo sembrerebbe essere in acqua da oltre 10 giorni. L'uomo, carnagione chiara, apparente età di 50 anni e riconoscibile. Avviate le indagini da parte dei carabinieri, disposta l'autopsia. Soccorsa dai vigili del fuoco un'anziana di Cutro, la cui casa è avvolta dalle fiamme. La donna, che vive da sola, ha raggiunto il balcone salvandosi. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero scaturite dalla cucina. Il rogo in poco tempo si è propagato in tutta la casa, ingenti i danni.
Dovranno rispondere di detenzione illegale di munizioni madre e figlio denunciati dai carabinieri a Monte Rosso Calabro nel Vibonese. I militari durante una perquisizione hanno trovato 260 munizioni nascoste all'interno di una mansarda della loro abitazione. Le munizioni sono state sequestrate. Notizie di pubblica utilità: da mercoledì prossimo saranno distribuite agli istituti scolastici cosentini di primo e secondo grado i buoni libro relativi all'anno scolastico. I buoni, precisa in una nota il Comune Bruzio, potranno essere ritirati già a partire dal 20 dicembre e dovranno essere consegnati alle librerie di riferimento entro il 31 gennaio 2019. Alleggeriamo il tono adesso, ci spostiamo a Taurianova, siamo già in clima natalizio e vediamo protagonisti di questo servizio sono i presepi. Tante le iniziative per il Natale nei comuni della Piana di Gioia Tauro. A Taurianova l'associazione Gli Amici del Palco è riuscita a mettere in mostra una serie di presepi tradizionali napoletani per le imminenti festività nella centralissima chiesa del Rosario. Gli artisti napoletani hanno dato, grazie alla collaborazione col maestro Ferrante, l'opportunità di avere a Taurianova, quindi per coloro i quali non possono andare a Napoli a vedere i presepi, venite a Taurianova a vedere queste splendide opere d'arte che effettivamente possono partire dal presepe piccolo, il più piccolo quasi del mondo, uno dei più piccoli fatto in legno di faggio, sino ad arrivare a quello meccanizzato in movimento. Quindi venite nella splendida cornice della chiesa del Rosario a godervi questo spettacolo, non perdete l'opportunità di venire a Taurianova. Nell'occasione ci saranno anche in questo periodo, come giorno 26 ci sarà una zeppolata, gusteremo i dolci locali, abbiamo l'opportunità di vedere i presepi nei vicoli perché ci sarà il terzo concorso presepi nei vicoli, quindi con l'occasione avete l'opportunità di vedere il centro storico, di godervi l'area natalizia a Taurianova che quest'anno sarà particolare e in più ci sarà anche per i bambini un giusto divertimento, ci sarà il trenino di Babbo Natale, quindi sia i bambini che gli adulti potranno godersi quest'area natalizia. Siamo al calcio, partiamo dalla Serie B, il Cosenza domina il Benevento ma non riesce a sfondare, vediamo. Con 23 ore di ritardo, ma in condizioni climatiche del terreno di gioco decisamente migliori, Cosenza e Benevento si affrontano a San Vito Gigi Marulla. Alla fine ha avuto ragione la Lega ad insistere per far giocare la gara un giorno dopo, senza aspettare il nuovo anno. Braglia e Bucchi lasciano le formazioni invariate e la gara ha un'impronta ben precisa. Sono i lupi a dar la caccia alle streghe, stimoli e necessità di classifica fanno la differenza al di là dei valori presunti e del monte ingaggi. Al secondo assalto i rossoblù sfiorano il vantaggio, Montipo è reattivo sul colpo di testa di Dermacu, la traversa gli dà una mano, poi Tutino si avventa sul pallone ma viene spinto da Antei, vistosamente ma non per Pillitteri. Gli ospiti non riescono a uscire dal guscio, solo una chance concessa dal centrocampo rossoblù libera Coda al tiro, ma Perina sventa il pericolo. Molto più convincente il Cosenza che però si perde al momento di concludere la rete, la sgroppata di Dorazio sulla fascia sinistra trova pronta la difesa campana, poco dopo è Bruccini a gestire un pallone con la massima lucidità, ma l'Eurogol di Tutino resta soltanto un desiderio. Sul finire del primo tempo, il tecnico Braglia è costretto a lasciare la panchina al vice Occhiuzzi, un'incomprensione con l'assistente dell'arbitro che lo spedisce in curva nord. La ripresa a ritmi più lenti e il Benevento ne approfitta per spaventare il Cosenza con un'azione personale di Buonaiuto che conclude a rete. Perina è sulla traiettoria, ma l'azione più pericolosa la costruisce la squadra silana con Mungo che elude il fuorigioco e si avvicina all'area avversaria. L'assist per Dorazio è intelligente ed efficace, ma la conclusione dell'esterno è smorzata da un difensore giallorosso che evita la rete del vantaggio. Nel finale, con Baez, Maniero e Garitano in campo, è Bruccini a sfiorare il colpaccio. Il pallone si perde di un soffio al lato in uno degli ultimi assalti che non schiona il risultato. Io penso che noi abbiamo fatto qualcosa in più di loro, se mi permettete. La squadra ha giocato bene, c'è stato un grande Palmiero che ha fatto girare tutta la squadra, però tutti i ragazzi, anche chi è entrato con la testa giusta, hanno dimostrato che volevano fare il risultato, hanno dimostrato che in fondo in questo campionato ancora una volta e più di una volta noi ci vogliamo rimanere e ci vogliamo stare alla grande, perciò ora manca ancora 2 partite, poi alla fine tireremo le somme e vediamo. Abbiamo avuto un sacco di problemi in questi 5 mesi del girone d'andata, dobbiamo essere bravi e levarci le soddisfazioni che ci meritiamo tutti. Il Crotone in affanno con il Venezia agguanta il pari, vediamo.
Ancora a secco di vittoria il Crotone, che resta impantanato in zona play-out. Oddo le sta provando tutte, alterna uomini e moduli alla ricerca della formula più efficace, ma i risultati, per un motivo o per un altro, non arrivano. Il Venezia di Zenga ha sorpreso i rossoblù, continuando la striscia positiva dei risultati e consolidando una classifica più tranquilla da quando siede sulla panchina veneta. Nel primo tempo, però, la differenza l'hanno fatta la fortuna, quella che è mancata a Budimir sul colpo di testa finito sul palo, e l'attenzione alla difesa calabrese, non sufficiente sullo stacco di Modolo che ha concretizzato il vantaggio arancio-nero-verde. La reazione del Crotone c'è stata, inconcludente però nel primo tempo, più convinta nella ripresa dopo i cambi effettuati da Oddo, un forcing premiato dal rigore concesso per il contatto tra Schiavone e Zanellato, tra i migliori nella squadra di casa. Dal dischetto Budimir ha realizzato il gol del pari. Il resto della gara ha visto il Venezia premere sull'acceleratore e sfiorare il sorpasso, mancato di poco però, anche dal Crotone vicinissimo al 2-1 con Zanellato, con un colpo di testa che avrebbe potuto evitare i fischi dello Scida al termine della partita. Sicuramente abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, loro ci hanno un po' sorpreso cambiando modulo, la prima volta che giocavano così, ma avevamo preparato la partita su tutt'altro modulo, ma questo conta poco, nel senso che avremmo voluto essere molto più aggressivi, mettendosi a 3 abbiamo fatto un po' più fatica, però abbiamo fatto un discreto primo tempo dove abbiamo creato anche qualche pallagol, non abbiamo mai subito praticamente, è un momento così, purtroppo casca una palla in area e ci fanno gol, anche se poi comunque è un errore. Una situazione su cui avevamo anche lavorato, ma l'abbiamo subita. In Serie C vince solo la Reggina, pareggia la Vibonese, sconfitto il Rende a Trapani. Vediamo. Il provinciale di Trapani non porta bene il Rende. L'anno scorso arriva una sconfitta pesante, quest'anno di misura ma immeritata. I biancorossi hanno giocato a viso aperto con l'intenzione di difendere la seconda posizione in classifica, in solitario proprio dagli attacchi dei siciliani. L'approccio della squadra di Modesto è stato perfetto, ma gli errori sotto porta, la rete di Tagordò sul calcio di punizione, hanno messo i padroni di casa in condizione di gestire il risultato. Nella ripresa, infatti, nonostante il possesso palla continuato da parte degli ospiti, il risultato non è cambiato, consentendo al Trapani l'aggancio in classifica. Allontanato dal campo il tecnico Modesto, irritato dalle continue perdite di tempo. Il gol di San Domenico ha regalato i 3 punti pesantissimi alla Reggina sul campo della Casertana, mandando in tilt l'ambiente dei Falchetti. Le tante assenze non hanno condizionato la prestazione dei padroni di casa, che hanno attaccato con continuità alla ricerca del vantaggio, trovando sulla propria strada una difesa concentrata e il portiere Confente in stato di grazia. L'azione del vantaggio Amaranto, uno spartiacque tra gli assalti rossoblù finiti in un 1 di fatto. Botta e risposta ai minuti di recupero tra Vibonese e Juve Stabia. I calabresi mettono a dura prova la capolista per 90 minuti e trovano il vantaggio con Franchino sul calcio di punizione. La squadra di Orlandi si addormenta quando ha già i 3 punti in tasca e Carlini da terra riesce a scaraventare il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, nuovo peggioramento del tempo sulle zone tirreniche per via del transito di una perturbazione atlantica. Domani però si allontanerà velocemente verso est, lasciando il posto a correnti di tramontana più fredde ma più secche. Domani nella notte e al mattino ancora rovesci su Vibonese e Reggino Tirrenico con nevicate oltre 1400 metri sull'Aspromonte. Nevicate interesseranno anche il Pollino e l'Asila Grande oltre i 1000 metri. In giornata comunque deciso miglioramento ovunque con ampi spazi soleggiati. Temperature in calo, da segnalare localmente forti venti di tramontana. Passiamo ora allo stato di mari e venti. Domani mari generalmente molto mossi, con venti moderati o forti da tramontana. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava in messa in onda, Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.